Quindi le conclusioni, per non tediarvi oltre, un po' gli spunti di riflessione e anche eventualmente di dialogo, discussione. Poi la centrale, abbiamo detto, non è altro che un inceneritore. L'impatto ambientale, per quello che abbiamo potuto così constatare, verificare, studiare, approfondire, non è sostenibile, non ne abbiamo bisogno e non è sostenibile. I pericoli per la salute sono inaccettabili per quelli che sono i benefici che dovremmo ottenere da questa centrale. L'agricoltura non viene di sicuro aiutata, anzi viene sfruttata, e qui se ci sono degli agricoltori potrebbero anche loro darci il loro input e fornirci quelle che sono le loro impressioni in merito. L'impianto è potenzialmente destinato a diventare un inceneritore di rifiuti, quantomeno nel momento in cui non verranno più sovvenzionati dai certificati verdi. I terreni e le case verranno deprezzate, perché poi vi sfido sia a comprare che a costruire una villetta nei pressi di questi inceneritori. Il traffico pesante in paese e circostante diventerà decisamente superiore. Abbiamo pensato a 10.000 camion all'anno, qui pensavamo solo a Sanguinetto, probabilmente se c'è anche quello di San Pietro, probabilmente Cerea si vedrà i 10.000 che vanno con le ceneri e che tornano con la biomassa, o viceversa, sia di San Pietro che di Legnano. Quindi dovete fare un'altra circonvallazione, insomma non è più sufficiente una perché vi si intasa la campagna. L'inceneritore, poi l'incenerimento non è l'unico modo per produrre energia dalle biomasse, perché appunto abbiamo detto che c'è il biogas, ci sono tante altre tecnologie, è il peggiore dal punto di vista dell'inquinamento. Quindi va bene usare biomassa, non bisogna discreditare la biomassa, cerchiamo di ottenere energia ma nel modo più pulito possibile. Infine, qui veramente chiudo, un aspetto che accomuna i due progetti di Legnano e Sanguinetto è l'informazione. Purtroppo stiamo cercando di farla noi l'informazione con i limiti che abbiamo. Sarebbe stato bello appunto anche questa sera confrontarci con queste persone che ce lo propongono per portare noi le nostre preferenze. Diciamo, quello che sta avvenendo è che calano sulla popolazione questo tipo di centrali, questo tipo di costruzioni. Invece noi dovremmo almeno avere la possibilità di discutere, di parlarne, di confrontarsi. Quindi decidere sul futuro del nostro territorio credo che sia un nostro diritto. Che cosa possiamo fare? Queste sono un po' informazioni pratiche, spot pubblicitarie. Comunque firmare una petizione del comitato, abbiamo raggiunto già 1800 firme e nell'ultima serata di Casaleone già c'è stato un cospicuo aumento, non abbiamo ancora contato ma vi sapremo aggiornare. Iscriversi al comitato per il no, prestare l'aiuto nel momento in cui adesso vorremmo un po' aprire altri gazebo anche in comuni limitrofi e non solo a Sanguinetto, e anche magari se riuscite a sostenerci visto che ci stiamo autosostenendo. Spot elettorale finale, peccato che non ci sia l'assessore Giorgetti, dicevamo non votare chi appoggia l'inceneritore nel nostro territorio perché la salute è il nostro diritto e loro non hanno nessun diritto di appunto soffocare il nostro. I contatti, e vabbè, questo ve lo lascio come pubblicità finale. Sono Fausto Tosato e niente, mi sembra di aver capito tutto questo discorso, forse non è stata fatta sufficiente premessa, che esiste una torta da accaparrarsi, che sono questi certificati verdi, e che forse la centrale biomasse è il modo più economico per impossessarsi di questa torta di certificati verdi. Un imprenditore dice: oh ma che bello, metto a disposizione un tot di denaro, come faccio a massimizzare il rendimento di questa offerta pubblica che forse nell'intenzione del legislatore era positiva, un po' per il dottor Stranamore è diventata una perversione. Forse la centrale biomassa è il modo più economico che l'imprenditore ha per alla fine del ciclo dei certificati verdi. Ecco che bella pronta la riconversione a inceneritore per rifiuti. Forse un bilancio energetico di questo tipo mette in evidenza chiaramente chi ci guadagna dal biomasse e chi invece poi contribuisce ad arricchire l'imprenditore. Ho finito. Altri interventi? Prendo un attimo io la parola allora. Tanto vorrei dire che ormai è già stato detto tutto questa sera, direi.
una bellissima presentazione di Barbara che ha sottolineato tutti i punti. Solo una cosa da aggiungere, che è stata menzionata all'inizio della presentazione. Noi abbiamo in Italia centrali a sufficienza per garantire il nostro fabbisogno energetico. Qui fa piacere sentire una risata, se vuole fare un intervento è liberissimo. Noi abbiamo comunque energia a sufficienza in Italia. Se fosse stato presente giovedì sera, anche il professor Tamino ha evidenziato come noi, oltre che come noi importiamo energia dalla Francia, ma allo stesso tempo la esportiamo. Dato che viviamo in un mercato dell'energia, in alcuni momenti è più conveniente acquistare energia all'estero a costo inferiore per utilizzarla per ricaricare i bacini idrici che abbiamo in Italia e sfruttare in un secondo momento l'idroelettrico, che è una energia sicuramente più pregiata, che ha un costo maggiore, e quindi possiamo utilizzarla in momenti della giornata in cui ci sono dei picchi di richiesta. Quindi è da stupidi pensare che noi importiamo solamente energia, bisogna anche andare a leggere quanta energia esportiamo e a che costo e vedere se conviene comprare energia a basso costo e venderne poca a costo maggiore. Quindi non è detto che sia per forza sconveniente importare. Questo per sottolineare un piccolo punto. Vorrei aggiungere un altro fatto, l'assenza di una pianificazione energetica. Manca completamente una pianificazione energetica e questo porta alla nascita inconsapevole di queste centrali biomasse. Infatti vediamo sui giornali continuamente che vengono a sorgere dal nulla queste centrali biomassa. Abbiamo avuto un esempio qui nella zona, Legnago, Sanguinetto. Queste centrali nascono, nessuno si parla, tutti fanno i conti sulla superficie agricola utilizzabile della zona, ma poi realmente si riuscirà a sfruttare questa superficie per alimentare tutte queste centrali biomasse? Oppure tutti si fanno i conti in tasca senza guardare cosa fa il vicino? Tutte queste cose non sono mai prese in considerazione. Non c'è nessuna relazione tecnica che prenda in considerazione questi fatti qui. Inoltre non si tiene conto che molti agricoltori iniziano a sfruttare le proprie superfici agricole per prodursi il biogas e fare piccole centrali dell'ordine di 1 megawatt di grandezza, perché le biomasse possono essere una soluzione se vengono ponderate per il territorio in cui viviamo. Di sicuro si può sfruttare la biomassa, bisogna farlo in maniera intelligente. Io a questo punto ho detto tutto, anzi vorrei aggiungere un'unica cosa sui certificati verdi. Per l'appunto purtroppo i certificati verdi non vengono distinti per, diciamo, una qualità ecologica, ma vengono dati incondizionatamente, l'importante è produrre energia. Ricordiamo che i certificati verdi li paghiamo noi di tasca nostra, perché in bolletta, se andate a leggere, noi li paghiamo tutti noi, qui presenti, e quindi forse sarebbe il momento anche di andare a rivedere come stanziare questi fondi, perché parlando anche di risparmio energetico sarebbe interessante che questi fondi venissero stanziati anche a piccoli privati, anche solo per sistemarsi la casa e fare del risparmio energetico, perché per l'appunto c'è anche la possibilità di risparmiare energia, non è che bisogna continuare a produrne sempre e comunque, si può anche risparmiare. Abbiamo visto per esempio che a Sanguinetto si parla di 23 milioni di euro derivanti dai certificati verdi. Fate i conti di quante case si possono costruire. E invito chi ha qualche osservazione da fare ad intervenire, siamo qui per dialogare senza ridere. Grazie.